Dopo qualche anno di pausa ritorna con grandissima emozione il presepe vivente di Agrigento a Montaperto. Quando si apriranno le porte? Le porte si apriranno il 26, dove ci sarà una grandissima inaugurazione e sarà veramente una grande emozione, perché onestamente forse non pensavamo più di rifarlo, però la tentazione è stata tanta, ma anche una spinta è stata tanta da parte dell'amministrazione comunale, che ci ha spinti a riaprire questo che è un punto culturale, di tradizioni, turistico importantissimo. Abbiamo avuto già diverse chiamate da tour operator da tutta la Sicilia. So che verranno anche dei gruppi camperisti durante le varie serate per il presepe. Questo significa che evidentemente abbiamo lasciato un buon ricordo. Ricordiamo questo con un pizzico di orgoglio che è stato giudicato uno dei presepi più belli d'Italia e siamo stati citati assieme ad altri due presepi nei giornali dedicati sul turismo come tra i presepi più belli d'Italia. Ricordiamo le date perché sono importanti, vi aspettiamo numerosi come sempre, il 26 dicevo con l'inaugurazione, poi il 28, il 29, giorno 1, 4, 5 e 6. Il presepe apre alle ore 17:30 la sera e l'ultimo visitatore farà ingresso verso le 9, le 9:15. Il presepe delle scuole è un grandissimo successo anche per questo ritorno del presepe vivente di Agrigento a Montaperto. Sì, anche stamattina siamo già alla quarta giornata di visite delle scuole presso il nostro presepe. Anche stamattina verranno circa 1000 bambini anche da fuori provincia, Caltanissetta, Enna, Villarosa, dalla provincia di Trapani e ovviamente anche del circondario. I bambini hanno la possibilità di fare un tuffo nella storia, un tuffo nella cultura, nelle tradizioni, nelle antiche tradizioni. E noi siamo molto contenti di accoglierli, perché sono veramente li vediamo molto contenti, molto soddisfatti. E questo veramente ci riempie di orgoglio, perché dopo tanto lavoro vedere questi visi soddisfatti dai bambini per noi è veramente una grande soddisfazione. Questa è un'esperienza che per i bambini sicuramente sarà meravigliosa, sono molto entusiasti, contenti di vivere e di scoprire le tradizioni che purtroppo oggi spesso vengono dimenticate, e quindi noi crediamo in queste attività formative che vanno al di fuori del nostro normale lavoro didattico, ma che lo arricchiscono e rendono loro partecipi di un momento fantastico. I montapertesi sono i veri protagonisti del presepe vivente di Agrigento. Per noi il presepe è un'esperienza unica, è bello ricevervi tutti e partecipiamo con amore a questo evento ogni anno. Io sono la Madonna, la Marca Eleonora. E San Giuseppe è? Vincenzo Martorella.